Eder. Mech. Pallister. Il mistero della morte di Liliana Resinovic, tra nuove ipotesi e attesa per la superperizia. Per Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovic, non ci sono mai stati dubbi, la donna non si sarebbe tolta la vita, ma sarebbe stata brutalmente aggredita prima di essere soffocata. In una recente intervista rilasciata a Pomeriggio 5 il 28 febbraio, l'uomo ha ribadito la sua convinzione, avanzando un'ipotesi inquietante. Lily sarebbe stata pestata prima da qualcuno e poi soffocata probabilmente con un cuscino. Sterpin non si limita a questa affermazione, ma sottolinea un dettaglio che considera cruciale. Dalla casa di via Verrocchino, dove la donna viveva con il marito Sebastiano Visintin, sarebbe scomparso proprio un cuscino dalla camera da letto matrimoniale. Non lo si è più visto nelle riprese fatte nella casa di Liliana, ha dichiarato, precisando che il cuscino, presente nei primi 2 mesi dopo la scomparsa, sarebbe poi stato sostituito da un altro di forma diversa. Questa è una mia ipotesi e la do intera alla procura per un controllo, ha aggiunto, suggerendo che l'oggetto possa essere stato utilizzato per soffocare la donna. Mentre le dichiarazioni di Sterpin sollevano nuove domande, gli inquirenti sono in attesa dei risultati della superperizia medico-legale condotta dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, il cui deposito era previsto per il 28 febbraio. La relazione, consegnata nella notte tra venerdì e sabato, è il frutto di un'indagine scientifica durata mesi e potrebbe finalmente far luce sulle reali cause della morte della donna. L'attenzione è massima perché la prima inchiesta condotta dalla Procura di Trieste aveva inizialmente archiviato il caso come suicidio, ipotizzando che Liliana si fosse tolta la vita infilando la testa in 2 sacchetti di plastica chiusi con un cordino e chiudendosi all'interno di 2 sacchi neri. Una modalità che sin da subito ha destato scetticismo tra i familiari della vittima, in particolare il fratello Sergio Resinovic, che si è sempre battuto per la riapertura delle indagini. Dopo l'opposizione dei parenti, il corpo della donna è stato riesumato nel febbraio 2024 per consentire ulteriori accertamenti. Oltre alla professoressa Cattaneo, alla perizia hanno partecipato anche i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, oltre all'entomologo Stefano Vanin, esperti incaricati di valutare con metodi avanzati lo stato di conservazione del corpo e le eventuali lesioni presenti. Uno degli aspetti più controversi riguarda proprio l'epoca del decesso. La donna è stata trovata cadavere 3 settimane dopo la scomparsa, il 5 gennaio 2022, nel boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Il corpo, però, non mostrava i tipici segni di decomposizione attesi per un cadavere rimasto esposto agli agenti atmosferici per così tanto tempo. Questo dettaglio ha alimentato una nuova e inquietante ipotesi. Liliana potrebbe essere stata conservata a basse temperature e poi spostata nel luogo del ritrovamento poco prima della scoperta del cadavere. Secondo indiscrezioni riportate da Trieste Today e Il Gazzettino, la seconda autopsia avrebbe rivelato segni di asfissia compatibili con un soffocamento indotto da terzi, e non con un suicidio. Si parla della possibilità che la vittima sia stata soffocata con un cuscino o strangolata con un avambraccio, e che la modalità della morte sia stata camuffata per depistare le indagini. Ulteriori analisi hanno rilevato una frattura alla vertebra T2, sfuggita ai primi esami, oltre a una lesione allo sterno e un danno subpleurico ai polmoni. Il dottor Mauro Bacci, consulente della famiglia Resinovic, ha sottolineato che una lesione vertebrale difficilmente può essere accidentale, suggerendo che possa trattarsi di un segno di aggressione. Anche il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS e consulente di parte del vedovo Sebastiano Visintin, ha parlato di un altro elemento cruciale: l'analisi del microbiota. Grazie a studi sperimentali condotti negli Stati Uniti, è stato individuato un germe che si sviluppa solo a basse temperature, suggerendo che il corpo di Liliana sia stato conservato in un ambiente freddo e poi trasferito nel boschetto non più di 12 ore prima del ritrovamento. Questo dato contrasta nettamente con gli esiti della prima perizia, ha dichiarato Garofano a Quarto Grado. Se confermato, significherebbe che la Resinovic non sarebbe morta subito dopo la scomparsa,
ma sarebbe stata tenuta altrove per giorni, se non settimane, prima di essere abbandonata nel luogo del ritrovamento. Anche il dottor Vittorio Fineschi, altro consulente della famiglia, ha evidenziato come le piccole lesioni sul corpo possano avere un rilievo importante. Non sono ferite mortali, ma possono essere il segno di una colluttazione o di una violenza subita prima della morte. Un caso ancora aperto. Chi ha ucciso Liliana Resinovic? Nonostante gli elementi emersi finora, l'inchiesta è ancora in una fase delicata. Dopo il deposito della perizia, si attende la nomina di un nuovo sostituto procuratore, che prenderà in carico il caso dopo il trasferimento del PM Maddalena Chirgia ad altro incarico. Ciò che appare sempre più evidente è che l'ipotesi del suicidio vacilla sotto il peso delle nuove evidenze. L'assenza di tracce ematiche o impronte sui sacchetti di plastica trovati sulla testa della vittima, il dettaglio del cuscino scomparso, le lesioni compatibili con un'aggressione e i risultati del microbiota delineano un quadro che sembra sempre più indirizzarsi verso l'omicidio. Resta però da chiarire un punto fondamentale: chi avrebbe ucciso Liliana Resinovic? E soprattutto, perché? Claudio Sterpin ha dichiarato di avere un'idea precisa sull'identità dell'assassino, ma per motivi legali ha preferito non rivelarla pubblicamente. Nel frattempo, le nuove prove raccolte potrebbero finalmente portare a una svolta in quello che rimane uno dei casi più misteriosi e controversi della cronaca nera italiana degli ultimi anni. Negli ultimi anni, la ricerca sul microbiota ha offerto nuove prospettive nel campo della medicina forense. Una delle tecniche emergenti è l'uso del microbiota per stimare il tempo trascorso dalla morte, noto anche come post-mortem interval. Questo metodo si basa sull'osservazione dei cambiamenti delle comunità microbiche che popolano il corpo umano dopo la morte. Dopo il decesso, il microbiota del corpo inizia a cambiare attraverso fasi prevedibili. Questi cambiamenti sono influenzati da vari fattori, come la temperatura, l'umidità e il luogo del decesso, ma seguono generalmente un cronoprogramma che può fornire indicazioni temporali. Studiando la composizione a specifici intervalli di tempo post-mortem, gli scienziati possono migliorare la precisione delle stime del PMI. Differenza tra microbiota e microbioma. Microbiota si riferisce alla comunità di microrganismi viventi che abitano specifiche parti del nostro corpo e dell'ambiente. Include batteri, virus, funghi e altri microrganismi presenti in una particolare nicchia ecologica, come il tratto intestinale umano, la pelle, la bocca, eccetera. Microbioma. Questo termine indica l'intero set di geni contenuti nei microrganismi della comunità del microbiota. Include non solo gli organismi stessi, ma anche il loro materiale genetico e le interazioni con l'ambiente e l'ospite. Il microbioma rappresenta la somma delle funzioni genetiche e metaboliche che i microrganismi possono svolgere in un determinato habitat. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.